che sono già schierati pronti e per fortuna mettono il voto solo loro che dovessero metterla e sarebbe la fine. Invece hanno queste bellissime 16 ragazze che cercheranno di aggiudicarsi questo titolo importantissimo. 5 di voi, lo sapete, saranno premiate e le prime 3 accederanno direttamente alle fasi delle finali regionali di Miss Italia. Io vi faccio tornare in camerino perché dovete prepararvi per le singole uscite. Bene, le facciamo rientrare, ci rivediamo anche quest'anno qui al Conè. Questo ci fa molto piacere perché quando si viene in una bella location come questa fa piacere la prima volta, quando poi si torna si vede confermati il piacere aumenta, quindi grazie alla direzione ovviamente del centro. Tra l'altro selezione di Miss Italia, 79esima edizione di questo concorso che ci fa oramai compagnia in tutte le più belle location d'Italia. Io lo dico sempre, Miss Italia è una sorta di filo che unisce tante città, tanti luoghi nel nostro paese ed è anche l'occasione magari per visitare delle location. Molti di voi magari già frequentano questo centro commerciale, altri magari sono venuti apposta proprio attratti da questa iniziativa. Non c'è però solo Miss Italia oggi, viene assegnato anche un titolo, ne parleremo poi col direttore, un po' particolare, forse lo sapete, avrete visto sui social, Miss Social Conè, e quindi poi spiegheremo ovviamente di che cosa si tratta. Una cosa un po' particolare che ha deciso la direzione, e visto che oggi si svolgeva una sfilata, c'era tutto l'allestimento pronto, la ragazza sarà premiata proprio su questo palco. Bene, allora cosa accade adesso? Abbiamo le nostre candidate che si presenteranno prima con il loro abito, l'abito che hanno scelto loro di indossare, e si presenteranno loro, in modo che le selezioni servono anche per fare un po' di confidenza con il microfono. Fatto questo, le rivedremo tutte con il podium ufficiale del concorso. Questi sono i 2 momenti importantissimi per la giuria. Poi vi anticipo che faremo una piccola pausa e poi ci rivedremo per le premiazioni. Bene, io credo che posso cominciare. Ho già parlato troppo, avrò gli sponsor da ringraziare, avremo tante cose da dirvi, ma intanto io credo sia il caso di iniziare subito a presentare le nostre ragazze, e quindi iniziamo con la concorrente numero 1. Prego, ed è lei che apre ufficialmente questa selezione a Conegliano per l'elezione di Miss Conè. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti, sono Chanel. Torna un po' indietro, no, di qua. Buonasera a tutti, sono Chanel, ho 19 anni, vivo ad Erzo e faccio l'impiegata. Hai detto tutto, prego, vai, concorrente numero 1. Molto bene, e andiamo con la concorrente numero 2. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Michela, ho 23 anni, vengo da Belluno, lavoro in un ufficio dentistico e faccio l'assistente alla fortuna. Molto bene, prego, concorrente numero 2. Concorrente numero 2. È la volta della numero 3. Buonasera numero 3, io cito molte volte il numero delle ragazze perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscerle. Vai, presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 20 anni, vivo da Trento e studio economia a Trento. Hai detto tutto? Vai, la passerella è tutta tua. Concorrente numero 3. Concorrente numero 3.
Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 7. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessia, ho 19 anni e vengo da Firenze Soligo. Nella vita studio presso un centro commerciale e inoltre mi occupo della parte marketing del negozio di abbigliamento. Molto bene, prego. Concorrente numero 7. E andiamo con la numero 8. Buonasera, ciao. Buon pomeriggio a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Schio e nella vita studio biotecnologia ospedaliera. Molto bene, prego, concorrente numero 8. E poi, ecco che vengono a partecipare a una selezione di Miss Italia. A noi questo fa molto piacere. Sono persone a 79 anni di storia. Molto bene. E andiamo con la prossima, che è la numero 9. Buonasera a te. Buon pomeriggio, mi chiamo Jessica, ho 21 anni e da domani lavoro in imprenditoria. Molto bene, prego. Di dove sei, Jessica? Quale anni? Ve lo dico io. Concorrente numero 9. E poi abbiamo la concorrente numero 10. Buonasera. Ciao, sono Linda, vengo da Tremasereca e studio moda. Quanti anni hai? 17, vedo prego. Siamo pronti con la prossima concorrente. C'è, prontissima, la numero 11. Buonasera a te. Buonasera, sono Elvira, ho 19 anni e sono in moda. Di dove sei? Paolo. Di Padova, prego. Concorrente numero 11. E andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 12. Buonasera, ciao, 12. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, ho 23 anni e vivo a Venezia. Studio social media marketing e ho aperto uno studio fotografico. Molto bene, prego, concorrente numero 12. Concorrente numero 12.
bene. E andiamo alla prossima, la concorrente numero 16, ed è lei che chiude il gruppo delle candidate al titolo di Miss Conè. Buonasera numero 16. Benissimo, sono Chiara, ho 28 anni, vengo da Piave di Pasqua, nella vita sono una parrucchiera. Hai detto tutto, vai, concorrente numero 16. Concorrente numero 16. Ci saluta e io chiederei per loro un bel applauso perché lo meritano. Bene, bene, bene. Allora io vorrei presentarvi i nostri giurati che hanno l'impegno di individuare, ricordiamo, ne premiamo 5, le prime 3 andranno alle finali regionali. Iniziamo con Alessandro Gelato, direttore del collegio. Grazie direttore per averci dato l'opportunità di essere qui con voi anche quest'anno. Poi abbiamo Simone Maragno, abbiamo Bruno Petrini che è uno store manager, poi abbiamo Alessandro Bogdana, poi abbiamo Sandro Padovan che è un organizzatore di eventi, Stefania Nadal e quindi Alice Carrero. Grazie signori giurati, perché so che è un impegno sempre un po' complicato perché non è mai facile scegliere, però insomma in questi anni il Veneto ha sempre ottenuto bei risultati alle prefinali e alle finali, quindi vuol dire che in fondo le giurie le individuano sempre le location, ci teniamo a dirlo questo, le giurie di solito sono sempre individuate dalle location che ospitano le selezioni e quindi li conosciamo qui e ovviamente a noi fa molto piacere perché in questi anni le giurie avete sempre trovato quelle giuste, perché qualche bella soddisfazione il Veneto alle finali l'ha sempre dato. Bene, io però vorrei, prima di andare a presentare l'uscita con il body, che sarà quella importantissima ai fini del verdetto finale, la vorrei sul palco, direttore, perché andiamo a parlare di questa iniziativa che avete così ideato e che ha avuto un buon riscontro, ma ne parliamo con lei perché l'ha vissuta direttamente. Alessandro Gelato, direttore del centro commerciale Conè. Allora, io prima ho anticipato che nel contesto di questa selezione avremmo premiato Miss Social Conè. Se vuole innanzitutto portare un saluto e poi parlarci di questa iniziativa. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Questa, come ci è stato detto, è la seconda edizione qui a Conè della tappa di selezione di Miss Italia e rispetto all'anno scorso abbiamo voluto creare questa sorta di appendice, diciamo così, a questo tipo di evento, coinvolgendo il pubblico della rete, quindi i social. Abbiamo realizzato un corner fotografico all'interno del centro qualche settimana fa e chi voleva poteva partecipare, farsi fotografare e le foto venivano poi pubblicate sulla nostra pagina Facebook. Chi riceveva più like vinceva il primo titolo di Miss Social Conè. È un modo per andare oltre quello che è la semplice immagine, perché una foto pubblicata sui social rappresenta anche simpatia, condivisione con amici, familiari, quindi una sorta di partecipazione social. Ecco, quindi possiamo parlare di numeri, come è andata a livello di riscontro? Mi sembra positivo perché so che le votazioni le avete chiuse poche ore fa, per modo di dire, quindi come è andato il riscontro? Diciamo così, le visualizzazioni delle foto che sono state caricate sono state di diverse migliaia di utenti, anche i like sono stati centinaia, quindi direi che come primo esperimento è uscito. Bene, ci fa molto piacere. Allora, c'è una cosa particolare perché invece di una fascia, qui la direzione del centro Conè ha deciso di mettere una maglia, fare indossare una maglia alla ragazza. Ah, perfetto. Eleonora, puoi salire sul palco, vieni con la maglia direttamente. Facciamo un applauso a Eleonora, lei è una preziosissima collaboratrice in camerino, perché insieme a Paola Rizzotti segue le ragazze in maniera impeccabile. Poi la vedremo sul palco dove faremo qualcos'altro insieme, ma poi non vi anticipiamo nulla, Allora, chiamiamo a questo punto la ragazza che si è aggiudicata il maggior numero di like, quindi Miss Social Conè, Arianna Dal Coll. Ecco la nostra Arianna. Bellissima ragazza, quindi assolutamente posso ascoltare che passo davanti, ma poi Arianna, dove sei? Sono Valencia. Senti, quanti amici hai coinvolto? Soprattutto
un impegno proprio con la danza più tardi. Direttore, fa indossare lei la maglietta innanzitutto alla nostra Miss, ti copriremo il tuo vestito, ma è d'obbligo a questo punto, grazie. Questo lo tengo io che c'è il buon acquisto. Tra l'altro c'è anche un buon acquisto che è dato alla Miss Social dal centro Conè. Ecco qui, piano piano arriva, maglietta rossa con scritta dorata, giustamente è la prima classificata, e quindi Miss Social Conè, eccola qui. Direttore, consegni lei questo ovviamente, perché è lei che deve consegnarlo. Questa è la busta per te, è qualcosa di concreto che il centro commerciale vuole offrire a colei che ha vinto questo premio importante, simpatico, e abbiamo approfittato. Ricordo che è sganciato dalla selezione Miss Italia, infatti lei non partecipa al concorso, però si è distinta per la tua capacità di coinvolgere gli amici social. Grazie davvero e complimenti, grazie. Direttore, io la invito a tornare, non chiedo commenti ovviamente sulla serata, perché lei deve stare in giuria fino al termine, poi magari quando tornerà sul palco parleremo anche del concorso. Grazie intanto e complimenti, perché è una bella cosa. Bene. Allora, adesso ritorniamo, ci riconcentriamo sui nostri concorrenti, adesso le vediamo con il podio ufficiale del concorso, e quindi questo sarà un momento fondamentale, perché la giuria magari nella sua scheda nella prima uscita ha già espresso un piccolo appunto, ha già dato una sua prima annotazione. Adesso invece nell'uscita in podio qui la giuria mette il voto definitivo, che sarà quello poi che andrà a decretare quella che è la vincitrice. Quindi signori giurati, ci concentriamo, qui le ragazze le presento io, diamo solo la possibilità per loro per sfilare, così sono concentrate solo su quello. Siamo pronti e quindi andiamo a introdurre con un bel applauso la concorrente numero 1, Chanel. Chanel, 19 anni, impiegata. Numero 1. Michela, concorrente numero 2. Michela, concorrente numero 2, a 23 anni, il 22 fa l'assistente alla poltrona. Quindi abbiamo Alessia, concorrente numero 3, 20 anni, studentessa in economia.
abbiamo Jessica, concorrente numero 9. Jessica, 21 anni, numero della ristorazione. Prego, Jessica. Jessica, concorrente numero 9. E andiamo con Linda, concorrente numero 10. Andiamo dalla nostra Linda, che ha 17 anni. E nella volta di Elvira, concorrente numero 11. Elvira, 19 anni, ma è regista di sovranità. Della volta del numero 12, Silvia. Silvia, 23 anni, studia comunicazione e ha fatto uno studio fotografico. E vedo già pronta Cristina, con il numero 13, questa che è già pronta, per dietro le quinte a uscire. La nostra Cristina, numero 13, 19 anni, parrucchiera. Va bene, il numero 13, e andiamo alla prossima, che è il numero 14, Serena. 20 anni, assicuratrice. E della volta Jennifer, concorrente numero 15. 20 anni, Jennifer, diplomata all'istituto turistico. Chiude il gruppo la concorrente numero 16, Chiara. Questa numero 16 ha 28 anni e fa la parrucchiera. A questo punto vi voglio salutare con un passaggio tutti insieme e quindi ne rivediamo le 16 candidate al titolo di Miss Cone. Eccole, prego.
così ho citato anche i nostri partner. Aspetta, mi metto dietro al numero 1, così faccio fare le foto ai genitori, parenti, amici, fotografi, fratelli, cugini, cognati, fidanzati ed ex fidanzati eventualmente che sono venuti qui a pentirsi di avermi lasciato. Non so più che dire, perché a questo punto non posso neanche lasciare il palco vuoto. Posso tornare in mezzo a voi? Posso? Ecco, anche per me questo è un momento di sadismo, perché vi rovino la foto, lo so, io lo so che rovino tutto. Grazie, questo applauso va ovviamente al pubblico. Come fare con gli ex fidanzati? È venuto fuori stasera, la riutilizzerò. Bene, allora, io vi lascio, siamo al centro commerciale Bonello. Avete già visitato la galleria e i nostri commercianti che ci fanno compagnia? Se lo avete già fatto, magari fate un altro giretto. Se non lo avete fatto, ne approfittate per farlo. Noi ci vediamo tra un quarto d'ora e lì, a quel punto, le rivedremo tutte insieme e scopriremo chi sono le vincitrici di questi titoli, ricordando 5 titoli assegnati e le prime 3 andranno direttamente alle finali regionali di Miss Italia. Quindi il primo passo per avvicinarsi al titolo di Miss Italia qui sarà già compiuto da 3 ragazze, dalle prime 3. Grazie, ci vediamo più tardi, ovviamente grazie a voi ragazzi. Che dite? Richiamiamo fuori le ragazze? Tutte insieme con la sigla come prima, voi accoglietele con un bel applauso ed eccolo qui, le candidate al titolo di Miss. Eccole! Come non mai! Che si deve dire? Brave, complimenti. Tra l'altro, noi, io ricordo ancora una volta gli amici partner di Miss Italia, tra l'altro le ragazze stanno indossando un bellissimo body Equilibra, l'Oxina Tour che consegna la terza classe, la fascia della terza classificata, Rocchetta, ovviamente Interflora e poi ovviamente citiamo Miluna che che offre questa bellissima corona che mi ha posto sul capo. Tra l'altro noi abbiamo un rapporto davvero di grande amicizia con Venezia, sentivo adesso la canzone di Zucchero che ormai ci accompagna in tante date. Pensate che Venezia il 25 aprile ha premiato il concorso di Miss Italia, era presente proprio lei, e ho letto qualche giorno fa che Zucchero sarà a Venezia i primi di luglio in piazza San Marco, quindi sarà un evento davvero straordinario. Sentendo Zucchero mi viene in testa proprio la passione e l'amore che noi abbiamo per Venezia. Noi quest'anno abbiamo fatto Miss Venezia sponsorizzando, mi piaceva l'applauso che partiva per Venezia, sì. Abbiamo fatto la selezione di Venezia con hashtag #Venezia, è stata una bellissima iniziativa e Zucchero mi ha ispirato a questo. Bene, adesso ragazzi io ho un'altra amica da presentare sul palco, perché io prima vi ho fatto vedere, è arrivata sul palco, è apparsa sul palco Eleonora, che aveva la maglietta di Miss, quella che abbiamo consegnato alla ragazza che ha vinto social. Però ho detto, la vedrete dopo perché avrà un ruolo diverso, e intanto come voglio Eleonora Nocenta. Vieni Eleonora, perché prima si è prestata a portare questo omaggio al centro commerciale, ma Eleonora Nocenta è una preziosissima collaboratrice di Camerino, è quella che col sorriso le fa rigare dritte tutte, vero ragazzi? Lei col sorriso mi mette in righe tutte. Però tu ogni tanto con me chiacchieri nelle serate, vero? Assolutamente sì, chiacchieriamo insieme, chiacchieriamo noi in Camerino sia per preparare le ragazze a questa che è un'importantissima selezione, ne hai parlato tu abbondantemente, ma poi ci scambiamo anche qualche consiglio, qualche parola con le ragazze, sono molto attente, propositive, sono veramente volenterose di imparare qualcosa e questo ci fa molto piacere. Pensavo tu dicessi chiacchieriamo anche da soli come i matti, ma insomma questo Senti invece tu cosa farai adesso? In questo momento faremo partire una diretta Instagram, quindi vi invito a seguire la pagina Instagram di Miss Italia Veneto. Ovviamente voi potrete seguire in diretta quella che è l'elezione qui dal palco di Miss Conè, invece per chi non è qui presente può seguirci da casa tramite il telefonino e scoprire insieme a noi chi sarà la fortunata vincitrice. E questo potete farlo in tutte le serate di Miss Italia. Se non siete presenti guardate Instagram e lo sapete. Poi ecco una cosa, guardatela qui
migliaia di persone davanti, e c'è qualcuno che ha preso in mano il telefonino, ha cominciato a guardarlo sul telefonino, ma era a 2 metri da noi. Voi se guardatela qui, cioè, poi a casa succede anche questo, questi sono i social. Bene, allora dove ti vai a posizionare? Posizione in quell'angolino là, così non disturbo le telecamere e riprendo invece con la mia programma. Ma tu non disturbi mai, Eleonora. Vai, grazie. Poi è bello perché ci siamo inventati una cosa interattiva, quindi non è che lei manda in onda il filmato, quello che viene, lei ci parla sopra, chiacchieriamo tra noi, insomma, ci inventiamo qualcosa. Ragazzi, io so che voi state soffrendo, sapete che avete la mia solidarietà, però sono i tempi dello spettacolo, bisogna fare anche questo. Molto bene, allora, io comincerei intanto a chiamare il direttore del centro, Alessandro Cerato, se ci può raggiungere intanto sul palco, e aspettiamo che ovviamente Eleonora ci dia l'ok che siamo in diretta, così insomma il suo saluto lo portiamo anche a casa di chi ci sta seguendo, ovviamente attraverso gli smartphone, i PC, i tablet e tutte quelle cose strane che oramai si usano. Una volta non è che io è 50 anni che presento, però quando si presentavano le serate si diceva è vietato fare le riprese, non si possono usare le telecamere. Adesso invece siamo sempre in diretta perenne, ormai non c'è più. Siamo partiti, Eleonora? Ah, siamo in diretta, quindi ragazzi fate ciao a quelli che ci guardano da casa o dove sono in macchina. No, in macchina no, se siete in macchina guidate, fatevelo raccontare da chi è vicino magari quello che sta succedendo. Allora, direttore Cerato, grazie ancora per averci dato l'opportunità di stare qui con voi, le cedo il microfono per il saluto. Grazie a voi per l'organizzazione e siamo contenti di aver fatto l'appuntamento con Miss Italia, perché pensiamo che sia un'attività sì, nazionale popolare, ma che anche in queste cose più social cerca sempre di avvicinarsi a nuovi strumenti e a una nuova realtà di promozione, quindi di avvicinare anche un pubblico diverso talvolta. Quindi grazie a voi, grazie alle persone che sono intervenute e direi partiamo con la premiazione. Direi proprio di sì. Allora, iniziamo. Io mi metterei qua nell'angolino, tu non guardare, non spiare nulla. Quinta classificata, la concorrente numero 12, Silvia Cappelletto di Venezia. La prima fascia, sì, ci vediamo dopo per premiare la prima. Ed ora andiamo, e la quinta classificata vince il titolo di Miss Interflora, quinta classificata. Chiamiamo il signor Bruno Petrinco alla fascia della quarta classificata. Prego Bruno. Miss
invito che è importantissimo. E la terza classificata, Miss Equilibra, vai al centro Sandro, è la concorrente numero 7, Alessia Bornasier di Fiordisolino. Voi dovete spostarvi, lo sapete voi, non sono nulla, io passavo di quelli per caso, è vero perché siete a casa, è vero o no, io passavo di quattro case, mi hanno preso nel parcheggio, andiamo con la seconda classificata, Miss Rocchetta, sempre il signor Bruno Petrini, prego Bruno, si metta qui al centro, seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, Miss Rocchetta seconda classificata, è la concorrente numero 5, Francesca Toffanin di Paone, provincia di Padova. E a questo punto abbiamo eletto la quinta classificata Miss Interflora, poi abbiamo la quarta classificata, poi abbiamo la terza classificata Miss Love Nature, poi abbiamo la seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza. E ora il direttore Alessandro Celato appronta la fascia per la prima classificata che è Miss Conè. Prego direttore. Abbiamo detto che Miluna è presente nelle premiazioni con una bellissima corona e c'è Paola Rizzotti, responsabile regionale di Miss Italia, a portare questa corona. Buonasera Paola, un saluto anche da parte tua. Buonasera a tutti, è stato un pomeriggio particolarmente caldo e intenso, ne parlavamo adesso con il direttore, è stato un piacere tornare anche quest'anno in questo centro, grazie alla direzione, a tutti i suoi collaboratori che ci danno la possibilità di stare in questo posto bellissimo, perché è veramente una location splendida. E quindi la cosa di social con ha avuto i riscontri sperati, anche un po' di più, e quindi adesso vediamo chi sarà la discoteca di quest'anno. Molto bene, io vi faccio da parte come sempre, scusate, mi metto qui vicino a voi, sto nell'angolino, il castigo. Vince il titolo di Miss Conè, che insieme ad Alessia e Francesca parteciperà alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Te la faccio soffrire perché anche voi che siete lì, aspetta tu, Bonesi con calma, tanto hai tempo, no? Che non lo fai così. Prima classificata, Miss Conè 2018, il destino era il numero 1, Chanel Michelini di Odense, provincia di Treviso. Possiamo proprio dire numero 1 stavolta, in tutti i sensi, però io un applauso fortissimo lo voglio anche per tutte le altre ragazze, ovviamente Chanel, Michela, Alessia, Grizia, Francesca, Elena, Alessia, Chiara, Jessica, Linda e poi andiamo avanti ancora, Elvira, Silvia, Cristina, Serena, Jennifer e Chiara, sono state loro le grandi protagoniste di questo pomeriggio al centro Conè. Io ricordo una cosa, che le prime 3 classificate sono messe alle finali regionali, ma tutte le altre ragazze, anche quelle non fasciate oggi, potranno ripresentarsi nelle prossime selezioni e ovviamente anche loro aspirano al titolo. Tra l'altro abbiamo oggi delle ragazze che sono state premiate qui, che sono state ammesse alle regionali e hanno tentato in altre selezioni, magari con un piazzamento che non le portava alle regionali, ce l'hanno fatta. Quindi ragazze, una volta si diceva per te Miss Italia finisce qui, per te Miss Italia continua, per voi Miss Italia continua fino al 20 agosto quando ci sarà la finale regionale per Miss Veneto a Isola di Piazza Pro. Quindi fino al 20 agosto tutte quante avete la possibilità di arrivare alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Ma intanto questo è questa sera, grazie, state qui sul palco voi fino alla fine. Voglio salutare gli amici che sono presenti qui, assolutamente gli amici che non sono qui, stiamo guardando da qualche parte, ci state guardando, e tutti coloro che hanno seguito la loro docente.